grazie a voi. Facciamo un applauso anche alle nostre bellissime ballerine, tutte made in Sardegna. E allora, mi sono permessa, dal momento che Diotore doveva fare canti un re per ore e ore e ore e ore, al che ho detto vabbè, abbiamo qualche minuto prima di invitare gli altri ospiti qui sul palco, mi sono permessa di invitare anche un'autorità religiosa. Così, insomma, prima di andare avanti facciamo un po' di preghiera tutti insieme, però ho bisogno di voi per chiamarlo qui sul palco, tutti quanti, soprattutto voi bambini, mani sulle spalle, perché con l'alleluia delle lampadine entra Don Gigi! Alleluia, 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 alleluia. Don Gigi, dove va? Cosa fa? Ma è vivo! Mi sono lussato su piedi. Ma no, è vivo, Don Gigi, E è vivo! ancora che lenti. È vivo! E che lenti. È vivo! Esci da questo corpo. Na, 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 na. Venga, venga! Buonasera. Sprumonao Don Gigi. No, sono tutti vivi. Don Gigi! Come sta? Che piace, che onore averla qui con noi. Procede d'uso purtroppo, compra vestiti di ausu. Buonasera a tutti, buonasera, ricordiamo e ringraziamo in modo particolare per la processione di stamattina tutte le suore, in modo particolare Suor Maria Donata dal Buon Cammino Menopausa. Ma perché Mischina? Buon Cammino Menopausa perché è un ordine religioso dove la madre superiore ha 25 anni, 125 anni. Per entrare nel noviziato deve tenere 75 angi, già in menopausa, già di spassa su vivirete. Dai. Come sta signorina? Tutto bene? Io tutto bene, lei come sta? Tengo sprumolo in bacio e sfigato un pizzo. Respiri, faccia Mi ha per... fatto male la caduta. faccia per respiro. Come sta? Tutto bene? Tutto bene, tutto Che bene. bellina. Lei è cresimato da cresimare, signorina? No, no, cresimata. Cresimata? Sì, sì. Quindi sì, c'ho sì. tutti gli orizzonti in me. Quanto pare. Quanto pare. Ricorda a tutta la popolazione che domani mattina ore 8:30 iniziamo il presepe vivente. No, Don Gigi, il presepe vivente no, si fa a dicembre, nel periodo Sì, di sì, Natale. sì, si fa a dicembre, però i burrinco sono venuti in giro totale, signorina. Vabbè, ma allora nel presepe c'è anche il bue. Certo, certo, c'è anche il bue. C'è anche il bue, infatti invitiamo tutti i buoi. La mattina, quando escono di casa, date un bacino alla vostra moglie e quando uscite dalla porta, ricordatevi di abbassarvi perché non è sceso sul muro. Esci qui. Tolgono tutto l'intonaco, muratori contenti, vengono in grado. Pistilloni in cravettura, bocci di sta zanzara. Anche lei sta pregando, signorina. L'accompagno. Mi accompagna, stia attenta, non faccia vedere la sacrestia. Va bene, presto. Rimanga in piedi. Ascolti, Don Gigi, C'è la giunta comunale pronta, giù, capito? no, dicevo, in parrocchia tutto bene? In parrocchia tutto bene, siamo veramente contenti. Abbiamo chiuso la parrocchia, riprenderemo ad ottobre. Ah, per lavori? No, per ferie, signorina. Come? Per ferie, Ma per sta ferie. scherzando? No, Ma chiudete la parrocchia tutto questo tempo? Tutta l'estate? Tutta l'estate la parrocchia la chiudiamo. Ah, Don Gigi, ma non lo potete fare! Mi dica. Perché al 15 agosto c'è l'assunta! Sì, ma noi l'assunta non la festeggiamo, signorina. Come? Perché in parrocchia sono tutti disoccupati, siamo l'unica assunta. Ma dai! C'è anche il reddito di cittadinanza, non fate nessun battuto. Ma dai, Don Gigi! E ci mancherebbe altro. No, abbiamo chiuso la parrocchia perché abbiamo fatto le cresime l'altro giorno, quindi ho dovuto ravire in casine bompo. A Natale li vediamo, perché c'erano vabbè. i cresimandi, i padrini e i genitori. I cresimandi non mi hanno tassato adesso andavo per aprire i regali. I preti. E sta cipolla. La cipolla è buona però in pasta, signorina. Gaggi di yoga sul moschito.
I padrini non volevano l'ora di sindandai, poi si sazzai e i genitori non pianta solo di sindandai, però dimentica di piantavagai. Non dica così. Ricordo a tutti i cresimandi dell'anno prossimo che per le cresime l'anno prossimo faremo tutto via Facebook, quindi siete invitati cortesemente a iscrivervi nella pagina della diocesi Facebook. Ma perché, mi scusi? Perché quest'anno quando è arrivato il Monsignore per fare le cresime, l'ultima curva gli ha fatto male la macchina, cacciato, Monsignor cacciato, ma Lorenzo, pezzo veloceto, gli astrini, il giorno sanno gli astrini, la sai tutto, perché era di mattina a fare cresime, la cacciato, frago, lo esce in chiesa, non faceva avvicinarlo, c'erano i cresimandi così. Quindi l'anno prossimo, per evitare questo problema, tutti i cresimandi si iscrivono nella pagina Facebook. Ho capito, come fate a cresimarli? Allora, i cresimandi metteranno una pregherina nella pagina Facebook, il Monsignore mette mi piace e fattasi dare il cresimandi. Se lo dice lei. Dico io. No, lo dice la diocesi. Così il Monsignore si risparmia una cacciata e sui piedi non pussinata. Ascolti, Don Gigi, ma lo sa che adesso che lei sta parlando di social, sono tantissimi i ragazzi che ci chiedono come lei abbia preso i voti? Ma io non mi sono mai candidato, signorina. No, nel senso, come ha avuto la vocazione? Ah, come ha avuto la vocazione con ce lo Gigi? racconta. Con Gigi era una notte stellata come questa d'estate. Don Gigi era a casa sua, a un certo punto, davanti allo splendore di questo mondo universo, c'era la luna. Piena? No, a metà, a tipo Sindria Terra Morea. Là che pesante sei scivuto, signore. E davanti a questo splendore dell'universo Don Gigi esce nel balcone di casa sua e si era inginocchiato A pregare? no, a senza che sono casa dei spesi e correva questo un casino e allora dal balcone di giù se n'è uscita una voce che diceva Tinci vazzo un trai. E lei? Sono entrato in seminario e fatto prete Don Gigi. E si è fatto prete così. A volte le voci bisogna ascoltarle, signorina. Immagino. Ricorda a tutti i bambini, monelli, bambini. che la domenica, quando andate in chiesa, non dovete buttare tappi di gazzose schiacciate nelle offerte delle candeline. Monelli! Ma sta scherzando? No, buttalo per fare suono. Dai, bambini, non si buttano i tappi di gazzosa nelle si offerte buttano. delle candeline. Anche perché domenica Don Gigi ha capito chi erano. Ah. Erano sfili su dei suvanetteri, sti chi aveva suvanelli. E come ha fatto a capire? Erano tutta la messa ruta. Un frago budesce non faceva rimanerci in chiesa. Ma dai. Sagazzosa imbottigliata, buffata e poi rutava. Ascolti, Don Gigi, no, volevo chiederle invece per quanto riguarda la benedizione delle case, fatto tutto? No, per la benedizione delle case avvisiamo tutta la popolazione che per quanto riguarda la benedizione delle case il 15 agosto e il 16 agosto faremo tutta la benedizione in tutte le case. Ricordatevi di aprire porte e finestre delle case. Scusi, Don Gigi, mi scusi se la interrompo. mi dica. Ma non dovevate farlo subito dopo Pasqua? No, noi la facciamo durante la campagna antincendio. E perché? Perché noi accendiamo un grande falò in piazza di chiesa, momento in arrivo del Canadair della regione con distrutto su fuoco, come arriva lì, ci scude di sacco Don Gigi benedice, un'ettata, tanto subito benedetta. Ricordo a tutte le persone che non fossero presenti in casa per necessità loro che possono tranquillamente venire in parrocchia in sacrestia, portano la planimetria della casa approvata dal progetto del comune, sì. La portano in benedetta, fattasi dare, via casino, così, è un'altra fatta. Ma dai. Comunque io devo dirle la verità, Don Gigi. Mi dica. La vedo un po' giù oggi, Sì? un po' sottotono, Sono vero? un po' sottotono perché ho iniziato l'altro giorno il digiuno quaresimale, signorina. Già da adesso. Già da adesso perché si ricordi, signorina, che ha dato l'esempio almeno quello ha dato. Anche lei ha ragione, Certo, Don Gigi. certo. E allora, per esempio, a pranzo ieri cosa ha mangiato? No, ieri Don Gigi ha mangiato soltanto dopo la messa, appena ha mangiato un quarto di broceto, 5 mugini Lissa di Santo Giovanni, poi ho mangiato cozzasa di Sant'Antioco, poi ho mangiato un galle gravitum appena perché quello Don Gigi di Valdia azzeccava.
E non ha bevuto nulla? Bevuto soltanto durante la messa, 3 quarti di vino Benedetto, però Benedetto fa Napoli. E tutto questo perché a digiuno? E se non a digiuno? Sono venuto gallantato Gigi, ci va fa tutto. Ma dai, Gigi, due queste due signorine. Per cortesia, ascolti, dobbiamo fare qualche annuncio Sì, particolare? ricordo a tutta la popolazione che domani, dopodomani, ore 8:15, raduno nella piazza di Chiesa perché andremo a fare la gita parrocchiale. Yuhu, si va in gita! E dove si va in gita? A Santus Etzendom. E cioè? E cioè tutti vengono in piazza di Chiesa a piedi e li riportiamo a Corriere anche a casa loro. Ricordo a tutta la popolazione che il pranzo non è incluso nella gita. Ci mancherebbe altro, ognuno pranza in casa propria. Che basta. Tra l'altro la quota di partecipazione 150 per i non residenti, 50 per i residenti. Esagerato. Paga il scallauso sulle proprie signorine. Ma dai, ma possono partecipare Possono tutti? partecipare tutti, ricordo alle persone zoppe che non si possono fare accompagnare. Don Gigi, non dica queste cose perché se una persona ha bisogno è giusto che venga accompagnata. Sì, ma si ricordi signorina che chi va con lo zoppo perde l'accompagnamento. Ma dai, Don Gigi. Certo signorina, mentre i chirichetti. Ricordo che la lavanda dei piedi la facciamo mercoledì mattina. No, Don Gigi, la lavanda dei piedi si fa il giovedì santo. Sì, ma su Franco Budacio c'era venerdì, sabato e domenica. Fanno dalla partita di calcetto direttamente alla chiesa, Don Gigi di Gaccia la Sanima, sembra il Monsignore. Domino Babiscu. Macaroni con caso fresco. Papà Francisco. E adesso facciamo le letturine. Letturina. La letturina. Questa ci arrestano. Allora. In quel tempo l'arca era pronta, le nuvole nel cielo erano colme d'acqua. Il signor Noè e la sua famiglia aveva già caricato l'acqua, la legna e il vino. Il vino, vedi giù. Arrivato il momento fece salire tutti gli animali, mondi, gli uccelli e gli animali domestici. Chiuse le porte e arrivò il diluvio per 40 giorni e 40 notti. Dopo il terzo giorno Noè vide che non sensate voi, al che con sacrificio iniziò a macellare un maiale. La fame era tanta e giorni di pioggia altrettanti. Finita la pioggia e finito il diluvio, il signor Noè si guardò intorno all'arca e non vide più animale al suo interno. Al che radunò l'equipaggio e disse loro: là, risufato giusto con sta cosa e va a paia. C'è il scalolotto, anche gli uccellini, tutto. In quel tempo i discepoli erano 12. Siccome erano da molto che non si incontravano, Simone mandò un messaggio via Facebook. Cosa ne dite di organizzare una bella cena per incontrarsi? Il primo che rispose fu Giacomo di Zabedeo, che scrisse: visto che l'altra volta è andata a mare, perché non organizziamo una bella pizzata? Matteo il pubblicano, che avuto su rigo e su fuoco, aggiunse: va bene una pizzata, ma paghiamo alla romana. Tommaso più scettico scrisse: se non vi vedo non ci credo. Poi fu la volta di Pietro: prima che il gallo canti 3 volte io sarò in pizzeria con voi. Al che Simone disse: appunto prendi questo non bene. Poi fu la volta di Giuda Iscariotta: sono molto impegnato, ma se mi pagate vengo. E quanto voi? Scrisse Simone. 30 denari, rispose Giuda. Vai e impiccadì, risposero tutti. In verità vi dico, quella pizzata non venne mai fatta. I 13 si visero solo un'altra volta quando fecero i giudici della trasmissione di Amici di Maria De Filippi. E così sia. Domino Babisco. Macaroni con caso fresco. Papà Francisco. Fratelli, ma soprattutto sorelle, la situazione a casa è stincasinata. Quello cui avevo chiamato per fare, cioè le pulizie, non sono mai state fatte. Su Stregio sta ancora del vai, su Gommoe sta ancora in Prugnao. Il disordine che avete lasciato nella mia casa non mi rende contento. Solo quando tutto sarà pulito e lindo io potrò vantarmi di voi e voi vi vanterete di me. Vivremo felici in una casa pulita, e così sia. Ma cos'era questo? Dalla seconda lettera ai Filippini.
Mi scusi, è la prima? La prima non hanno mai risposto, signorina. Quarta stazione, Carbonia. Perché? No, dico, perché? Quinta stazione, Iglesias. Mosè sale sul treno insieme a lui, cestono montoni di gente. Il bigliettaio lo ferma e chiede: e quelli chi sono? E Mosè disse: loro sono il popolo ebreo un tratto conflitto col faraone. Il bigliettaio li guardò e chiese: ma quanti siete? 1000? Sì, e Deoso Garibaldi, rispose Mosè. Il bigliettaio lo guardò e disse: mandate Marsala? No, andiamo a Vermouth, facciamo 3 al litro, rispose Mosè. Ma mi ha preso per un cretino, fece quello. Nuovo bigliettaio, lo rassicurò Mosè. Allora Mosè chiese: dove dovevano andare? E lui disse: andiamo nel deserto del Sinai. E dove si trova? Chiese incuriosito il bigliettaio. Tra Settima e Mea la Calagonis, fece Mosè. Dopo essersi fermati ad Olianova arrivarono davanti al Mar Rosso e il treno si fermò. Allora Mosè disse: non preoccupatevi, ci venzo Deo, aprirò le acque e noi passeremo. Scese, batte il bastone 2 volte in una verda e comparve un coniglio. Un lepri. Continuò a battere, comparvero 2 mazzi di carne, 2 mazzi di carciofi e un mazzo di ravanellus. Al treno qualcuno urlò: aio Silvana, e tavasi di nemofisi. Allora Mosè chiamò Panoa, chiusero l'acqua, il treno passò, l'Italia fu unita e tutti vissero felici e contenti. E adesso, signore e signori, le mani nei codi, tutti insieme, l'alleluia delle lampadine. Alleluia, alleluia, alleluia.